Con l'architetto Serena Boira della Soprintendenza di Napoli siamo qui sul ponteggio della Chiesa Baldino di Barano, uno degli interventi di restauro e di recupero più importanti in opera sull'isola di Ischia, dove la Soprintendenza, d'accordo con il comune di Barano di Ischia, sta guidando passo passo ogni iniziativa. Il recupero e il rispetto dell'identità, il rispetto della tradizione ed anche di quello che è la storia del territorio è al centro di questa opera importante, soprattutto perché da questa identità poi si costruirà un ponte verso quello che è lo sviluppo del territorio e del futuro di Barano di Ischia. Sì, si tratta sicuramente di un emblematico caso di recupero e restauro per il comune di Barano, in cui si sta prevedendo con l'uso di tecniche avvedute e conservative che si pongono lo scopo di recuperare quello che è il complesso architettonico che può rappresentarsi quasi come un unicum nel territorio locale e auspicare degli interventi poi successivi di rifunzionalizzazione che possono poi essere di grande interesse per la comunità e poi per tutta l'isola di Ischia. Entrando in questa struttura, architetto, non può non apparire d'impatto già adesso il tetto in legno che è stato apposto poco fa. Sì, è stato fatto un restauro certosino degli apparecchi murari e un completamento in copertura con questo tetto a capriate lignee, rispettando appunto le metodologie conservative del restauro, con tecniche di recupero reversibili e che hanno una loro durata del tempo, ma che ben si affiancano alla preesistenza. Quindi è sicuramente un bel esempio, e già in questa fase di cantiere emerge l'importanza del progetto e di quelli che sono poi gli intenti finali di restituzione al patrimonio culturale locale. Abbiamo scoperto prima un po' sbirciando mentre c'era questo briefing tecnico. Si prevederà il recupero di questo pavimento in cotto tradizionale che è stato rinvenuto e che verrà catalogato, smontato, ripulito e poi posto in opera con le tecniche appunto tipiche delle tradizionali locali del territorio e verrà restaurato ed integrato nelle parti mancanti. Quindi appunto con degli interventi con delle riprese, sì, con delle tecniche specifiche di conservazione. Qualche, vogliamo svelare qualche altro interno? Vedevo che prima eravate già, si stava Sì, sicuramente ci sono dei begli esempi di volte strutturali in muratura, anche l'intervento di consolidamento degli apparecchi murari, in particolare il consolidamento delle piattabande lignee è stato fatto con delle tecniche tradizionali di grande ingegno, quindi ci sono già molti aspetti che possono ben caratterizzare e auspicare un ottimo finale, quindi un'ottima conclusione del progetto. C'è ancora parecchio da lavorare, in quanto dovremmo lavorare bene sugli intonaci e sulla restituzione esterna, utilizzando sempre materiali naturali a base di calce e poi sulle finiture esterne, quindi c'è ancora parecchio da lavorare, però mi sembra che siamo a un ottimo punto. Un'ultima domanda, questa di Barano sembra una best practice da praticare. In pochi anni si è riuscito a ritrovare il finanziamento, ad avviare il cantiere dei lavori, a cominciare i lavori, a portarli avanti in un'Italia che tutti raccontavano ferma, no? Abbiamo sentito cantieri bloccati, ricorsi al TAR, tutta questa grande macchina, ma mi sembra che questa collaborazione soprintendenza-ente comunale stia funzionando. Sì, io penso che nel momento in cui le istituzioni decidano di camminare di pari passo e si uniscano le loro forze per degli obiettivi comuni, per noi la tutela del patrimonio e la conservazione dell'esistente, per la comunità la rifunzionalizzazione degli aspetti e la valorizzazione del contesto paesaggistico, nel momento in cui si fondono questi due obiettivi in un unico progetto, poi secondo me ci sono degli ottimi risultati, non si può che auspicare quello.